ora davvero ci siamo quasi, ancora poche ore ed attraccheremo ad Ibiza, ma prima tutti a bordo della crociera della musica, arte e cultura napoletana. Il nostro viaggio continua anche se questo è la Palissiano, siamo appena all'inizio e ci manca ancora così tanto da fare, tante città da visitare e tanti momenti da vivere insieme, anche grazie ai partner istituzionali della crociera. Ringraziamo la Regione Campania per il progetto Scala di Ercolano, il Parco Archeologico di Ercolano e il Comune di Ercolano, Masse Costruzioni per la vicinanza e per la collaborazione. Vi ricordo gli appuntamenti di oggi, questo già ci siamo. Già ce lo siamo ricordati. E stasera ore 23:15 con il nostro Francesco Procopio al Carousel Lounge. E un applauso! Atmosfera giornata, già siamo tanti, Francesco. E lo sentivamo, stasera sul palco del Carousel è il momento di una coppia inedita, scoppiettante, spiritosa. Ma perché parlo di coppia se abbiamo sentito nominare Francesco Procopio? Beh, ora lo scopriamo insieme. L'avete visto in tanti film, a cominciare da Arrivano i prof e a Un'estate ai Caraibi, ma soprattutto lui è famoso per essere Omasta la Cardarella. Ecco, per intenderci poi alla fine. Signore e signori, ladies and gentlemen, abbiamo con noi Francesco Procopio. Buonasera! Buonasera! Ah! Finalmente! Finalmente per me, te lo giuro, ma non mi create un'aspettativa, te lo giuro, per me è un sogno, è una realizzazione di un sogno, finalmente ce l'ho fatto. Sto facendo, già staremo così, sto facendo la crociera della musica napoletana, ce l'ho fatta, per me è una soddisfazione immensa. Vedete questa coppia così affiatata sul palco? Noi qualche ora fa siamo andati a curiosare mentre facevano le prove ed Amedeo, vediamo cosa ci ha raccontato. Crociera della musica, arte e cultura napoletana che si sta esportando in Europa. Però guarda, io oggi sono nervosissimo, lasciatemi stare. Cioè, conoscete un beach e con un noto speech, no? Avevo detto sì, mi dai una mano, cioè io ho fatto 35 anni in un centro di ricerca, ho lavorato seriamente a fare il ricercatore senior, ho costruito un'immagine, ho provato a diventare un divulgatore, racconto storie, Ferdinando, i Borboni, e a un certo punto stasera io sono costretto, no? Per quieto vivo, stavo dicendo, cioè, ma vi rendete conto? Cioè, stasera scassiamo proprio, stasera la Cardarella, come la Cardarella? Ma dice Agnapalengo, prima che se ne fu a mezzeria. Agnapalengo. Ma che Agnapalengo? Ma che si significa? capisce? Ma questo no, è un pubblico molto verificato. Ma io voglio fare lo storico, voglio fare il letterato. Ma quello è un grande, ma perché non ti vuoi stare? No. Tu sei terra, a me per 4 citazioni che fa lui si atteggia, ti dice dai, scendi a terra, sei un umano. Ma aveva detto mi dai una mano solo lo spettacolo, non c'ho la spalla che c'ho di solito a Napoli. 2 ore di spettacolo, faccio fare una figura, brucio una carriera. Cioè, conoscete un beach e con un noto spiccio, guarda. Mannaggia, Cardarella. Ma scherzi a parte, sul palco del Carousel, Francesco Procopio, con quella che ormai è la sua nuova spalla, come sentivamo, ha fatto ridere sì, ma anche ballare, ed ha fatto ballare proprio tutti. Crociera della musica, arte e cultura napoletana, tu racchiudi di fatto tutto. Nell'arte e nella cultura, ma solamente la Cardarella, sono io. No, sono veramente onorato, felicissimo di aver fatto finalmente, l'ho detto all'inizio dello spettacolo, la crociera della musica, perché erano anni a cui io ambivo a far parte, perché poi sono passati migliori, non solo per questo, ma poi porta bene, perché chiunque sia passato di qua, poi dopo ha avuto una bella fortuna, Sal Da Vinci, Peppe Odice, chi più ne ha più ne ha, Nino D'Angelo era già fortunato, ma ce ne sono stati veramente tanti, tutti dopo hanno cambiato la loro esistenza. La mia, io non me lamento, però se arriva anche qualcosa in più io sono sempre contenta.